Sindaco oggi l'ha detto, con questo progetto il comune di San Zenone non vuole lasciare indietro nessun bambino, questo è importante e un ringraziamento particolare al Lions Club Asolo Pedemontana del Grappa. Esatto, non lasciamo indietro nessuno, grazie alla collaborazione continua, perché non è la prima collaborazione che abbiamo con Lions Asolo Pedemontana del Grappa, riusciamo a dare risposte concrete a quei bambini, a quelle bambine che hanno disagi nell'apprendimento e quindi riusciamo, grazie alla donazione di questi 7 tablet insieme agli strumenti che saranno le applicazioni che saranno inserite in questi tablet, riusciamo proprio ad andare incontro al loro apprendimento, alle loro difficoltà per far sì insomma che possano essere alla pari di tutti gli altri. Il valore aggiunto di questo progetto è anche l'estensione ad altri comuni del territorio. Esatto, perché sì, siamo qui a San Zenone ed è un progetto che è andato avanti con la nostra amministrazione insieme ai Lions e al nostro istituto comprensivo, però è un progetto che si allarga a tutto il comprensorio, sarà appunto disponibile in biblioteca comunale nostra di San Zenone e al centro polivalente lo spazio adatto per accogliere i nostri studenti e chi vorrà appunto della nostra area, non solo di San Zenone, potrà usufruirne su prenotazione.